Buon pomeriggio a tutti e benvenuti a Cambio Gioco, la settimana della prevenzione dal gioco d'azzardo organizzata da ULSS 6 Euganea di Padova in collaborazione con Alterevo Società Benefit e AIM Servizi. Ringraziamo subito tutte le istituzioni che hanno patrocinato l'evento, Ministero della Salute, Regione del Veneto, Comune di Padova, Università di Roma La Sapienza, Università di Parma, ANCI Veneto, MIUR Veneto, Ordine degli Psicologi del Veneto e Ordine dei Medici di Padova. Un sentito ringraziamento va anche a tutte le realtà che hanno collaborato alla realizzazione di questa iniziativa e naturalmente a TGR, RAI e Telepadova, nostri media partner. Siamo anche oggi pomeriggio a Padova all'interno della prestigiosa Sala della Carità e stiamo trasmettendo anche in diretta sulla pagina Facebook di Cambio Gioco e sul canale YouTube dell'ULSS 6. Salutiamo il pubblico che ci sta seguendo da tutta Italia e vi invitiamo sempre a condividere le nostre dirette sui vostri canali, ringraziandovi per il supporto che ci state dando in questi giorni. Quando parliamo di prevenzione siamo tutti in gioco e da qui il titolo di questa prima edizione di Cambio Gioco che ci vede tutti coinvolti non solo come professionisti del settore ma anche come genitori, educatori, insegnanti, studenti e persone sensibili al tema. Abbiamo già ascoltato in questi giorni molti relatori che ci hanno presentato molti diversi aspetti di questo tema che aggiungono ciascuno un tassello importante al quadro di prevenzione che intendiamo comporre. Come avrete certamente potuto vedere sul sito dedicato all'evento che è www.cambiogiocoulss6.it sono disponibili tutti i materiali promozionali e l'intero programma dell'evento. Sul sito resterà inoltre traccia degli incontri di cui potrete rivedere in seguito le videoregistrazioni. Qui con noi oggi in sala c'è il professore Matteo Bassoli, professore del Dipartimento di Scienze Politiche dell'Università di Padova e presidente di Refugees Welcome Italia, che al termine dell'incontro potrà fare una riflessione o porre una domanda al nostro ospite di oggi. Grazie mille per essere qui, per aver accettato il nostro invito. Passo subito la parola per un saluto istituzionale a Don Diego Cattelan, vicario parrocchiale della parrocchia San Carlo di Padova. Buon pomeriggio a tutti e grazie anche per questo invito. E come appunto lei introduceva, sono Don Diego, vicario parrocchiale della parrocchia San Carlo nel quartiere di Arcella di Padova. E innanzitutto un grazie per questo invito e anche penso in qualche modo di rappresentare tutte quelle persone che nel loro piccolo lavorano in tante piccole realtà e l'idea di essere qui oggi credo abbia anche il valore di poter imparare sempre di più a fare rete tra di noi, no? Su quello che ognuno nel nostro piccolo fa e questo può aiutare davvero, no? È questa rete che poi diventa aiuto concreto per le persone che si trovano in una situazione di bisogno. Ecco, da parte mia io non sono né uno statistico, né non elaboro dati, ma posso condividere quello che nel mio piccolo vedo nella realtà in cui opero. Ecco, a San Carlo abbiamo un centro parrocchiale che da un po' di anni è aperto tutti i giorni, dalle 9 di mattina fino alle 10, 11 di sera. E all'interno di questo centro passano 200-300 giovani ogni giorno, sia giovani universitari, abbiamo un progetto con l'università come aule studio, ma sia anche giovani e adolescenti che partecipano alla vita della comunità parrocchiale, no? Quelle attività che a volte non si conoscono ma che esistono ancora. Ecco, nel concreto appunto non elaboro dati sulla dipendenza dei ragazzi, però quello che registro è questo. Da un lato sempre di più c'è un'attenzione da parte dei ragazzi al tema dei soldi. Una cosa che mi colpisce quando si parla con i bambini, ad esempio, anche già a 7-8 anni, magari non si ricordano i 10 comandamenti, ma se gli si chiede qual è l'ultimo modello di iPhone, lo sanno benissimo. E questo è una cosa che mi colpisce molto, perché mi chiedo che cosa stiamo trasmettendo a questi ragazzi e anche che cosa respirano a casa. Allo stesso tempo sento che da parte dei ragazzi c'è un po' a volte un desiderio di poter far soldi in modo facile, quindi
le piccole scommesse online, gli investimenti attraverso le app di trading. Ecco, questa è una cosa che sotto sotto si sta muovendo anche attraverso i video su TikTok, Instagram. Sono messaggi che passano in modo molto più forte rispetto a tanti altri messaggi che possiamo passare. Ecco, concludo dicendo solo un aspetto di come nel nostro piccolo anche noi cerchiamo di operare. È vero che le dipendenze sono diverse e ogni dipendenza ha, come dire, una sua specificità, ma allo stesso tempo quello che registro è che un po' tutte le dipendenze hanno una radice comune a volte. E quello che vedo nei ragazzi, cioè a volte lo smarrimento, il senso del vuoto e soprattutto tanta solitudine che si fa fatica a condividere e a comunicare con gli altri. E questo è molto forte, soprattutto anche da quei ragazzi che possono sembrare più brillanti o più capaci. Non è soltanto legata a chi manifesta un disagio evidente. Ecco, su questo a me sembra che ci siano due elementi sui quali noi possiamo lavorare. Uno è il senso di appartenenza. E se ho un minuto racconto un piccolo episodio. Stavamo facendo un corso di formazione per i ragazzi che vogliono diventare animatori del Greste. Allora in questo incontro abbiamo chiamato delle persone della comunità. Tra queste persone c'era una nonna ed eravamo anche un po' preoccupati di quello che potesse dire, perché a volte le nonne quando iniziano a parlare con i ragazzi non finiscono. E questa nonna a un certo punto ha iniziato dicendo: beh, io vi dico solo questo, vi dico che vi voglio bene e che sono contenta di quello che fate. Questa parola qui ha sciolto letteralmente i ragazzi, perché si sono sentiti di appartenere a qualcuno che gli vuole bene. E loro hanno detto: ma caspita, c'è qualcuno che gli interessa quello che facciamo. No, e questa cosa non è per niente scontata, perché a volte i ragazzi si sentono guardati o per l'aspetto sportivo o per l'aspetto scolastico, ma sentirsi voluti bene a priori non è banale. E questo credo che abbia anche a che fare poi con la gestione anche dell'economia, perché se non trovo chi mi vuole bene, cerco un valore su quello che possiedo e quello che ho. Ecco, l'ultima solo così aspetto sul quale mi sento di condividere è questo. Ecco, mi chiedo quanto noi sappiamo con i ragazzi condividere e cercare un di più. E credo che oggi una delle tante cose che diciamo ai ragazzi, giustissima, è che loro sono liberi. Ma una libertà senza meta a me a volte sembra che sia una nuova forma di schiavitù. Perché quando non sappiamo dare un orizzonte, mettere un ragazzo su un foglio bianco senza indicargli qualcosa. E a volte forse dobbiamo tornare a comprometterci insieme con i giovani. Non tanto a dare risposte, ma a dire: sono disposto a camminare con te, sono disposto a fare questo tratto di strada insieme. Se penso a Gesù, quando chiamava i discepoli non dava risposte confezionate, ma diceva: seguitemi, venite dietro a me, camminiamo assieme. Ecco, e penso che ci sia un di più che noi possiamo anche trovare insieme, anche attraverso questi incontri, provare non soltanto a proclamare una libertà senza fondamento, ma a trovarne il fondamento autentico, che penso sia il bene, la vita comune, lo spendersi per gli altri. Ecco, quindi ringrazio, auguro anche a voi davvero che sia un incontro proficuo e grazie anche per quello che state facendo. Grazie a lei, Don Diego, per il suo intervento. Lasciamo la parola anche alla dottoressa Arianna Camporese, dirigente medico-psichiatra responsabile del progetto Cambio Gioco dell'UIL6 Euganea. Buongiorno a tutti. Noi siamo qui oggi grazie a un progetto importante che è stato finanziato dal Ministero della Salute, che è un progetto sulla prevenzione, la cura e la riabilitazione del gioco d'azzardo. Noi nel nostro Dipartimento Dipendenze abbiamo 5 ambulatori, abbiamo in carico attualmente quasi 300 pazienti e ci prendiamo a cura grazie a delle equip multiprofessionali composte da educatori, psicologi, medici, infermieri,
e nel loro percorso di cura teniamo anche in mente l'aspetto di cui poi oggi parleremo con attenzione, che è quello del tema dell'educazione finanziaria. E abbiamo cominciato noi operatori quest'anno, per dire la verità, abbiamo cominciato noi a formarci con un'equipe di educatori finanziari e poi abbiamo cominciato a formare i pazienti, formare i loro familiari e dare sempre di più degli strumenti perché si possano tutelare rispetto non solo a un tema legato alla patologia, ma anche a un concetto di alfabetizzazione finanziaria che secondo me deve essere caro un po' a tutti i cittadini. Per cui io sono molto curiosa di ascoltare quello che ci diranno i nostri relatori e lascio la parola. Grazie mille, dottoressa Camporese. Allora possiamo venire all'incontro di oggi, che si intitola Se spendo bene sto meglio. Sane condotte di consumo ci aiutano a prevenire anche la dipendenza da gioco. E abbiamo con noi Sergio Sorgi, che ringraziamo di cuore per la partecipazione e la sua disponibilità. L'educazione finanziaria è un aspetto importante quando parliamo di prevenzione, sia per assumere il controllo sui propri comportamenti finanziari, sia per gestire bene le spese, proteggendosi anche dai rischi. Insegna ad aspettare e ricostruire fiducia nei propri mezzi in collaborazione con le famiglie e le reti di supporto territoriali e consente di gestire crisi anche profonde. Sergio Sorgi è laureato in sociologia ed ha compiuto studi successivi in tema di benessere e filosofia politica. Esperto di welfare ed economia personale, è presidente di Equa, impresa sociale. Sviluppa percorsi di educazione finanziaria di qualità per i cittadini in collaborazione con le pubbliche amministrazioni, enti del terzo settore ed imprese. È membro del consiglio di indirizzo della Fondazione Welfare Ambrosiano ed autore di diversi libri, tra cui Felicità cercasi, pratiche personali e collettive e Fiducia sostantivo plurale, appena pubblicato con Egea. Prima di passare la parola al nostro ospite, vi ricordiamo che potete porre eventuali domande commentando la diretta nei profili social oppure scrivendo un messaggio su WhatsApp al numero che vedete in sovraimpressione. Lascio quindi la parola a Sergio Sorgi e auguro a tutti un buon incontro. Grazie, grazie dell'invito, molto apprezzato e grazie per l'introduzione. Allora, non è facile cominciare a ragionare perché voi siete tanti e siete persone molto diverse, quindi per qualcuno sarà troppo veloce, per qualcun altro troppo lento, per qualcuno semplice, per qualcuno complesso. Cercherò di fare un minimo di cornice all'interno della quale non sostenere una tesi, ma portare delle riflessioni sperando insomma che qualcuna vi sia utile. Che cosa porto io qui oggi? Non un ragionamento sul denaro, ma un ragionamento figlio di studi e di esperienze su come in qualche maniera all'interno delle dipendenze il controllo sulla propria economia possa aiutare insieme ad altre equip, insieme ad altre competenze, a uscire da situazioni delicate. Non vi annoierei ricostruendo dalla radice le radici etimologiche della ludopatia o delle dipendenze. Sposo, perché ci farò un cenno poi, il fatto che in realtà sono molte le forme con le quali si può assumere dipendenza dal gioco e una di queste è anche giocare con la finanza. Ne parleremo fra un po' perché c'è davvero questa idea che si possa ottenere successo con delle scorciatoie e questo non è un bene e ha delle conseguenze che vedremo. Ma parto subito dicendo che quando si parla di dipendenza non bisogna essere leggeri. La dipendenza è dipendenza, significa mancanza di indipendenza, significa mancanza di autonomia. E la dipendenza da gioco è una dipendenza complessa come quelle da alcol o le tossicomanie, dalle quali non si esce con una competenza o con un espediente, ma con un lavoro abbastanza complesso. La sfida dei prossimi 41 minuti del mio intervento è ma l'economia all'interno di questa dimensione ha un senso? Può essere utile? Può dare un contributo e questo è quello che vedremo. Partendo da un fatto però che è abbastanza immediato e semplice ed è che le radici neurobiologiche della dipendenza la situano molto all'interno della gratificazione immediata.
Cioè il motivo per il quale si è dipendenti da qualcosa o dalle dipendenze è spesso legato proprio a questo meccanismo di gratificazione e di piacere immediato che è molto presente sia all'interno delle scelte o non scelte delle persone che all'interno della fase che viviamo. In questo senso il gioco è connesso a una fortissima dimensione di impazienza. Ci sono degli studi sui quali non vi annoio che dicono che in realtà ogni forma di gioco è legata a una componente di impazienza. L'impazienza massima si registra fra i giocatori del gratta e vinci, che sono quelli nei quali proprio la connessione temporale fra lo stimolo e la risposta è quella più difficile da trasformare in attesa. Porto a casa da questo piccolo ragionamento un primo elemento, ci saranno una quindicina di elementi che sottolineo, ma poi facciamo un minimo di sintesi. Il tema del tempo è cruciale nella dimensione del gioco, così come in molte altre dipendenze, perché la soddisfazione immediata, il breve terminismo, la corrosione del futuro è uno degli elementi sui quali si può intervenire. Bene, è un problema di nicchia, è un tema ridotto, è un tema non ridotto. Beh, i numeri li sapete, sapete che in Italia giocano fra gli 8 e 10 milioni di persone, 1,3 milioni rientrano nelle cosiddette definizioni classiche di gioco d'azzardo. Diciamo, per tradurlo in termini macro, e non è un fatto statistico, ma una riflessione, oggi in Italia si giocano 131 miliardi di euro, che suddivisi per i meno di 59 milioni di abitanti italiani significa 2.220 euro pro capite, comprendendo in questa cifra neonati, ultracentenari, persone che non hanno risorse o persone che non sono in grado di giocare. A queste somme vanno aggiunti altri giochi, che sono quelli non censiti dallo Stato, e poi, anche se non fanno parte del gioco, mi piace sempre citare, perché è un indicatore di mancanza di speranza, tutte le grandi somme difficilissime da censire che vanno in maghi, cartomanti ed altre forme in qualche maniera di ricerca di un destino che non derivi dalle proprie capacità. Insomma, siamo in un paese che sarebbe troppo facile e anche inutile biasimare, ma va capito perché c'è una dimensione della mancanza di speranza, della sfiducia nel potersela cavare nei propri mezzi, che si traduce in tutti questi dati. Ovviamente il gioco è legato a condizioni personali ma anche a condizioni contestuali, perché nei periodi di solitudine, nei periodi di depressione, nei periodi di disoccupazione, nei periodi nei quali, o nelle fasi della vita nei quali ci sono problemi, la possibilità di cadere nel gioco è maggiore. C'è un dato di Becchetti, Rossetti e Bellucci che mostra ad esempio che i disoccupati hanno una probabilità di cadere nel gioco maggiore del 23-24% rispetto agli occupati. Significa che le fasi di stress, le fasi di disagio acuiscono i problemi e quindi le tendenze a cadere nel gioco. Anche qui fermo un elemento che ci dice che c'è un forte collegamento fra il disagio personale e il collettivo e la fase che si vive. Quindi, lo dirò meglio fra un po', attenzione a non indugiare mai nella personalizzazione delle vergogne o nell'imperfezione singola, perché c'è un forte legame fra percezione del tempo, creazione di senso, percezione dello spazio-tempo di possibilità nel quale si vive e strategie che le persone adottano per cavarsela in qualche modo. Naturalmente, ed è stato citato, il problema esplode nell'adultità, ma è molto diffuso tra i ragazzi. Qui ci sono delle statistiche non recentissime, ma molto interessanti di Nomisma, che dicono che il 49% degli studenti ha giocato a giochi di fortuna d'azzardo nell'ultimo anno e tendenzialmente giocano a gratto e vinci, scommesse sportive e quant'altro. Perché mi fermo su questo? Perché c'è evidentemente un forte peso della componente educativa, e questa la metto fra le buone notizie,
perché nel momento in cui c'è un peso educativo noi possiamo agire, possiamo prevenire, e gran parte di quello che dirò si svolge su questo versante. Veniamo però ai primi impatti finanziari e economici. Diciamo che, se devo essere sincero, io sono poco appassionato alla finanza e più appassionato all'economia, perché il tema che impatta sul nostro ragionamento di oggi non è la finanza, ma è proprio le fragilità, le vulnerabilità, gli impatti sulla vita delle persone e delle famiglie che derivano dal cadere nella dipendenza da gioco. Bene, questo è un po' rituale, ma va fermato. Chi gioca ha maggiori probabilità di perdere il lavoro, essere demotivato nel cercarlo, adagiarsi in occupazione da perdita di speranza, sovraindebitamento, perdita di casa e di proprietà. Ci sono degli studi americani che ci dicono che il 20% degli homeless adducono al gioco il loro cadere in condizioni di mancanza anche di una casa nella quale vivere, si perde la propria attività imprenditoriale, si sviluppa un'altra cosa molto critica che è la dipendenza dal welfare, e quindi io alla fine dipendo da un assistenzialismo che è l'unica strada che ho percettiva per cavarmela. Separazione e divorzi, un tema che vediamo molto a Milano nell'educazione finanziaria dei cittadini. Le famiglie si spezzano perché non avere stabilità economica, non avere prospettive è vissuto in maniera drammatica, cioè non c'è una progettualità possibile laddove si continua a dover tappare buchi. E poi, altro tema per niente banale, la riduzione delle cure, delle spese mediche, la difficoltà a curarsi laddove i soldi prendono altre traiettorie. Questo significa che non solo bisogna ragionare di educazione finanziaria, ma capire anche, in termini di prevenzione, quali sono gli esiti economici, personali, familiari e l'impatto sociale di tutto questo. Bene, di conseguenza c'è una forte possibilità di prevenire alcuni di questi fenomeni. Per prevenirli, naturalmente, bisogna capirli. Capirli significa anche un po' avere un monitoraggio costante sugli indizi, ma non per motivi giudiziari, ma per cogliere in tempo segnali deboli che sono in qualche maniera campanelli d'allarme. I familiari, ovviamente, quando scoprono, e non lo scoprono subito, che parte dei risparmi o parte dei soldi sono finiti in luoghi noti, si sentono delusi e traditi. Diciamo che dovremmo tutti tenere un po' sotto controllo la situazione di piccole continue somme dai conti o dai conti bancari o da casa, il cattivo umore del familiare in termini quando si parla di denaro, il nascondere gli estratti delle carte di credito o dei conti bancari, i microprestiti, l'accumulo non giustificato di bollette o di ratei che non vengono pagati puntualmente, ritiro di soldi da piani di risparmio, da polizze vita che probabilmente non si rivelavano necessari, ma che non sono così evidenti, lo svolgimento di lavori extra ma non si vedono i soldi extra, l'essere sempre a corto di denaro. Ma dico questo, e ci tengo moltissimo, non nell'ottica che è l'ottica più semplice del giudizio del biasimo, ma nell'ottica della consapevolezza e della comprensione. E guardate, lo dirò più volte e già mi scuso, noi siamo tutti imperfetti e questo non è un motivo di vergogna, è un motivo di consapevolezza. Anche noi molte volte non vogliamo vedere quello che accade, perché ci fa male, perché non siamo capaci di reagire. Quindi non dico state attenti ai comportamenti, ripeto, in termini di potere giudiziario familiare, ma anche perché anche noi dobbiamo imparare, e non è semplice, a fare i conti con la verità, con le cose che accadono. Alcune le sappiamo gestire, alcune no, ma la consapevolezza è la prima forma. Ok, ma se le cose sono così gravi, che cosa possiamo fare? Beh, qui c'è una buona notizia, anzi una notizia eccellente. La notizia eccellente è che il cervello è plastico e che quindi non si smette mai di cambiare. Poi ci sono scienziati in sala virtuale, quindi posso permettermi anche di parlare di autopoiesi, della capacità incessante e continua del corpo umano di produrre cellule, di produrre pensieri, di produrre comportamenti, di produrre atteggiamenti nuovi. Una delle cose più meravigliose degli esseri umani è proprio la
la capacità di cambiare, laddove cambiare significa far nascere qualcosa che prima non c'era. Ecco, la cosa più bella e che ci permette di essere qui oggi è proprio questa. Non si smette mai di accumulare pensieri nuovi, atteggiamenti nuovi, comportamenti nuovi, conoscenze nuove. La nostra domanda di oggi è: va bene, ma come si può fare nell'aiutare una persona a sviluppare comportamenti, conoscenze e atteggiamenti nuovi? E qui faccio una piccola incursione in come siamo fatti o in come possiamo aiutarci, in primis noi, a modificare comportamenti. Allora, diciamo che le modifiche possono avvenire sotto 3 versanti. Il primo versante che è importante è il versante abitudinario educativo, cioè noi possiamo modificarci acquisendo dei comportamenti che piano piano diventano consuetudini. Su questo si può agire, si possono aiutare le persone ad adottare comportamenti che all'inizio si fa un po' fatica, ma poi diventano consuetudini. Il secondo versante, che in realtà è il primo, nel quale io non parlerò invece, che è il principale nelle dipendenze, è quello psicologico, il lavoro di terapia. Questo è un lavoro così serio e importante che non si accenna e che è il cuore dell'uscita dalle dipendenze, ma come cercherò di sostenere nei 31 minuti che mi restano, può essere affiancato da strategie utili. E poi c'è la componente razionale cognitiva, cioè noi siamo anche capaci di modificare atteggiamenti o comportamenti perché analisi, confronti, studi e riflessioni ci portano pian piano a comprendere qualcosa che non avevamo compreso. Queste 3 componenti, psicologica, comportamentale e cognitiva, sono isolate? No. E questo per noi è fantastico perché significa che le conoscenze possono trasformarsi in comportamenti, i comportamenti possono trasformarsi in atteggiamenti. Insomma, la teoria dei vasi comunicanti ci aiuta a dire che si può lavorare su tutte le componenti ottenendone qualche beneficio. Per quanto ci riguarda, questo significa che si possono installare azioni utili a corredo del lavoro psicologico che aiutino le persone, se lo desiderano, e lo vedremo, a modificare i propri comportamenti e a modificare i propri atteggiamenti. Esistono regole, funzioni, formule? No. Non so neanche se devo dire mi dispiace, forse non mi dispiace. Esistono, e lo sappiamo, dall'innamoramento in poi, conoscenze o razionalizzazioni che alla fine ti portano a cambiare anche sentimenti. Per fortuna, ma lo dico col sorriso, siamo umani, quindi non esistono formule, ognuno di noi, esattamente come l'acqua, da 1 a 99 gradi sembra che non cambi mai, poi basta un impercettibile grado e cambia traiettoria, comportamento, atteggiamento. Questo per noi è straordinario perché ci dice che esistono azioni utili a corredo. Domanda: quando? E le fasi nelle quali possiamo essere utili sono 3, prima, durante e dopo. Domanda 2, ma che possiamo fare? Beh, io posso dirvi solamente come l'educazione finanziaria dà una mano nel percorso razionale di atteggiamenti e di comportamenti che noi possiamo adottare. Fatemi fare però un minimo di parentesi, perché educazione finanziaria è un termine molto generale, molto generico e molto vago, e allora fatemi fare un minimo di distinguo nel rispetto di tutti per comprendere che cosa significa educazione finanziaria. Diciamo, per semplificare, che ci sono 2 tipi di educazione finanziaria in Italia e non solo. La cosiddetta literacy o alfabetizzazione, che dà alle persone le grammatiche di base per comprendere i fenomeni della propria economia personale e della finanza. La grammatica è importante, perché senza grammatica poi è difficile esprimersi. La literacy però tendenzialmente si svolge attraverso convegni, eventi, brochure, libretti, e il limite di questa alfabetizzazione è che parlando a tutti non parla nessuno, perché è importante capire quali sono i diritti di welfare, però io vorrei sapere quali sono i miei. Ecco perché alla literacy in alcuni casi, e noi in Italia, io sono portatore fra gli altri di questo modello, affianchiamo all'alfabetizzazione l'educazione personale. L'educazione personale non spiega solamente i fenomeni generali, ma dice alle persone come tu, io, lei, lui
sta correndo o non sta correndo dei rischi, sta spendendo come desidera o non come desidera, sta attribuendo delle priorità che sono quelle legate al proprio modo di intendere il denaro. Ecco, queste due componenti sono due componenti che andrebbero affiancate, ma noi qui oggi ci occupiamo di educazione personale, quindi di come dare una mano a una persona a mettere in ordine i propri conti, più che a comprendere i fenomeni. Dopodiché in Italia si fa molto sui giovani e meno sugli adulti, questo è un peccato, ma va bene, perché i ragazzi hanno bisogno di fondamenti, diciamo che ci vorrebbe forse un po' di equilibrio, ma non è luogo per parlarne. Altro tema interessante è chi fa educazione finanziaria. Educazione finanziaria possono farla tutti, purché abbiano le competenze, purché non ne approfittino per mescolare l'educazione e l'intermediazione, poi ognuno ha i propri riferimenti. Noi coordiniamo educatori finanziari del terzo settore, coordiniamo oggi in Italia più di 50 cooperative e riteniamo che siccome il benessere finanziario sia un tema di politiche sociali, sia utile che queste persone operano all'interno delle norme tecniche di qualità. Quindi esiste un protocollo di qualità UNI che dice come dovrebbe essere fatta l'educazione finanziaria per non essere autoreferenziale e noi diamo una mano perché questo si svolga. È per dirla breve, quello di cui parleremo, un'educazione che non è nozionistica ma è personale e non è neanche finanza. Perché quello che noi abbiamo bisogno come persone è innanzitutto capire come consumiamo, come spendiamo, poi capire, ed è un tema molto legato al gioco, come gestire i debiti, i piccoli debiti, i grandi debiti. Poi c'è il tema dei rischi, la resilienza ai rischi, siamo in grado di assorbire i piccoli grandi imprevisti della vita? Poi c'è il tema della progettualità, innanzitutto pensionistica, che significa smettere di lavorare, che cosa faccio, dove sarò, con chi? E l'ultimo, che è il tema più delicato, e se posso dirlo anche quello più commovente, è quello che noi chiamiamo reinstallare il futuro, cioè aiutare le persone a rimettersi in cammino e a sviluppare immaginazione e progetti di vita futuri. Perché dico che è il più commovente? Perché nelle vulnerabilità e fragilità le persone che noi incontriamo, quando gli chiediamo ma quali sono i tuoi progetti di vita, ci guardano e ci dicono ma che ne so, non ne ho. Come posso alzare lo sguardo e guardare a 10 anni se ho così tanti sassi in tasca? Ecco, vedremo fra breve invece, e lo lego a quello che avevo detto qualche minuto fa, cioè al breve termine, all'impazienza, quanto è importante ricostruire una meta e un cammino, perché se non si va da nessuna parte non c'è una strada utile per andarci. E quindi vi sto già anticipando che l'educazione finanziaria non è un tema tecnico, ma che ha molto nelle proprie corde proprio questa capacità o senso di ricostruire dei percorsi, di uscire da quell'oggi nel quale sembra collassare tutta l'esistenza e riprendere in mano, alzando lo sguardo, le traiettorie di vita che ci rendono più felici e anche probabilmente più umani. Questo è, abbiamo dei risultati, non importa che siano miei o di altri, ci sono dei risultati in questo percorso perché le misurazioni fatte a Milano, le misurazioni che fa il Laboratorio di Statistica Applicata all'Università Cattolica, ci dice che le persone assistite a livello personale tengono più sotto controllo le entrate e le uscite, riducono le spese, aumentano la capacità di risparmio, si dotano di fondi di emergenza e aumentano il controllo sulla propria economia. Il controllo è una cosa importantissima, perché il controllo significa non che qualcuno mi dice come devo spendere, ma che io governo il mio corso di vita. E questo voi sapete quanto sia importante in quello che diciamo. Vado però rapidamente, perché il tempo è bello ma è tiranno, alle fasi nella quale ragionare sull'economia, ragionare sulle prospettive può aiutare chi sviluppa dipendenza da gioco dandogli una mano. E le fasi sono le classiche, c'è un prima, e quindi adesso vedremo rapidamente quali attività di prevenzione si possono mettere in atto perché i nostri figli, perché le persone non arrivino in futuro ad essere vittime di questi problemi. C'è un durante, non è gratis e non è semplice il durante, non ci sono tutti i durante. Vi anticipo, ci sono delle fasi nelle quali non c'è niente da fare in termini di economia, fasi invece nelle quali si può fare, e poi c'è un dopo. Ma cominciamo dal prima,
che serve anche un po' a dirci che cosa diremo sul dopo. Il primo è importante e viene molto sottovalutato. Noi ogni tanto ci sentiamo dire ma l'educazione finanziaria serve semplicemente perché alla fine se sei così sovraindebitato che non sai come cavartela, chiami un educatore finanziario. Non funziona così. Non funziona così. L'educazione finanziaria non ripara situazioni non riparabili. L'educazione finanziaria aiuta le persone, la gestione delle spese, la visione del futuro, l'organizzazione del tempo, aiuta le persone prima. E quindi è una formidabile leva di politica sociale, proprio perché aggiunge alla riparazione la prevenzione. Non smetterò mai di dirlo, non è pensabile un welfare che continui a riparare, che pensi solamente a mettere in gioco prestazioni che non sono infinite. Ciba un uomo e avrà ancora fame, recita un proverbio. Non è solamente questo. Noi dobbiamo mettere in atto dei meccanismi che aiutino le persone a prevenire. Questo significa gestire bene le spese, proteggersi dai rischi, ma soprattutto nel rispetto di tutti, aiutare le persone a capire qual è l'impatto di ogni scelta sulle altre. Ci tornerò sopra, ma mi piace dirlo subito. Il tema dell'educazione economica delle persone non significa dire a un altro come deve spendere. Io non sono nessuno per decidere quali sono le priorità delle altre persone. Devo però aiutare le persone ad assumere il controllo e la consapevolezza su quello che stanno facendo. Cioè è una relazione fra adulti, ci torneremo poi perché le priorità non sono quelle che io immagino, ma sono quelle che le persone definiscono all'interno delle proprie traiettorie. Dopodiché l'educazione finanziaria aiuta a gestire bene le spese, si dota di futuro e come dicevi tu, non è una cosa piccola, insegna ad aspettare. Pensa che bello, imparare ad aspettare. Forse ci voleva, ed è semi-paradossale, una pandemia perché noi la smettessimo di correre senza sapere dove e potessimo per un attimo trovarci in una stanza che era casa nostra, senza inseguimenti o autoinseguimenti, e a chiederci, ma io, non cosa sto facendo e come, ma perché? Qual è il mio senso? Quindi aiuta a fare questo. Poi le statistiche sono sempre delicate perché ci sono, ad esempio, degli studi che dicono che le persone educate finanziariamente hanno il 7-8% di probabilità in meno di diventare giocatori. Ma vi dico la verità, è come isolare un fattore senza considerare gli altri. Abbiamo lavorato qualche tempo fa col Comune di Milano, con un laboratorio inglese. C'è un'autorità di Londra che si chiama Greater London Authority, che ha un sito che vi consiglio di guardare, che si chiama Tube Creator. Il nome gioca su Tube Creator, creature della metropolitana, ma anche su To Be Creation, cioè su essere creature. In questo sito ci sono varie viste sulla città in corrispondenza delle fermate della metropolitana, e voi potrete vedere, si chiama Lives on the Line, che nella città di Londra oggi nascere in centro, Charing Cross Road, o nascere in periferia significa avere un'attesa di vita, speranza di vita alla nascita, che varia da 75 anni a 90. Cioè chi nasce in centro nasce con più 90, chi nasce in periferia nasce con 75. Allora, certo che chi nasce con 90 studierà di più, potrà curarsi meglio, farà maggiore prevenzione. Quindi dire che chi ha educazione finanziaria gioca meno mi sembra un dato povero se non viene inserito all'interno di un discorso più ampio che è che chi ha opportunità se la gioca meglio. E questo lo dico senza alcuna vis polemica, perché è più ora da aperitivo che da polemiche, perché dovremmo anche un po' smetterla di incensare i talenti senza riflettere sul fatto che noi dovremmo mettere tutti nelle stesse condizioni di esprimerlo il talento.
E quindi l'ho fatta fin troppo lunga, ma spero non invano. I dati sono sempre interessanti, però i dati che isolano un fattore, dicono chi è più educato finanziariamente gioca meno, va bene, però chi è educato finanziariamente è più ricco, chi è più ricco aveva i genitori che avevano i libri in casa, chi aveva i genitori con i libri in casa è perché erano laureati, e quindi c'è una questione di ascensore sociale sulla quale non vorrei esprimermi oltre. Veniamo a noi però. Che cosa possiamo fare a questo punto? Quali sono le aree sulle quali si gioca questa scommessa di supporto al benessere e alla stabilità finanziaria? Ma le aree sono prevalentemente, secondo noi, tre. La prevenzione, che l'educazione finanziaria in qualche maniera aiuta a consolidare, viaggia su tre capitoli. Il capitolo della fiducia in se stessi, il capitolo dell'orientamento a lungo termine e il capitolo della disciplina. Cominciamo dalla fiducia in se stessi. Che cosa significa fiducia in se stessi? Significa che una forte capacità di prevenzione dell'educazione finanziaria consiste nell'insegnare ai nostri figli in primis che non esistono scorciatoie. Quando prima di me veniva detto che i ragazzi spesso sono educati al denaro facile, c'è anche in alcuni casi, i più drammatici, una diseducazione al senso del lavoro. Alcuni ragazzi guardano quasi in maniera strana i genitori che fanno una fatica enorme per guadagnare, come se fosse un pensiero del Novecento. E ragazzi, qua siamo noi che in qualche maniera guidiamo questo tipo di pensiero, e noi dovremmo cercare di evitare l'idea che si diventi ricchi per fortuna e non per perseveranza, che si diventi ricchi battendo bene un calcio di punizione e non studiando. Lo dico perché sono padre, no? E una delle cose che mi ha più colpito dell'adolescenza di mio figlio maschio è stato passare, come molti padri, i sabati pomeriggio nei campetti di provincia e vedere quanta aggressività sviluppano alcuni genitori nelle partitelle di calcio di bambini di 8 o 10 anni, ma non è cattiveria. Significa veramente che c'è una percezione, che è una delle cose sulle quali dovremmo riflettere di più, che qua non si esca dal disagio per perseveranza, cocciutaggine, studio, lavoro, ma io spero di vincere il Superenalotto, che mio figlio sia un piccolo Maradona o che mia figlia diventi così bella che farà le sfide. Non funziona così, non fa neanche ridere, non va bene. E quindi il primo tema che noi dovremmo in qualche maniera installare o rinforzare, ripeto, a partire dai nostri figli, è la valorizzazione del senso del lavoro, del senso del risparmio. Non è un fatto artistico, si fa vedere ai propri figli che cosa ha significato arrivare a dei traguardi economici familiari, e questo ha un senso. Io immagino che voi conosciate, perché ormai è vecchio di 60 anni, quel meraviglioso esperimento di Mitchell che si chiama Marshmallow Test, nel quale il ricercatore universitario dà a bambini piccoli un marshmallow. I marshmallow sono quei dolcini gommosi irresistibili, e il patto è questo: ti do un marshmallow, me ne vado e torno fra un quarto d'ora. Se quando torno fra un quarto d'ora sei stato capace di non mangiarlo, te ne do un secondo. Guardate su internet, ci sono dei filmati proprio pazzeschi nei quali vedi le facce di questi bambini, il dilemma morale fra consumo, attesa, gratificazione immediata ecco, gli studi ormai dicono in maniera inequivoca che i bambini che sanno differire il piacere, che sanno aspettare, avranno vite migliori sotto il profilo universitario. Però attenzione, di nuovo, la cosa bella è che si educano i bambini a saper aspettare. Io non ti compro un gelato, te ne compro 2 domani se metti a posto la tua stanza. Non bisogna dire sempre di sì o dire sempre di no. L'educazione temporale è una componente fondamentale, e siccome non mi piace fare il vecchietto dei cantieri, non è un tema di figli, anche noi dovremmo imparare a saper aspettare. Una delle regole più sfiziose e semplici del budget per adulti è: quando stai per comprare una cosa, comprala, ma domani. E vedi come cambiano e si riducono
le occasioni di consumo, non perché non la compro, ma semplicemente perché la mia disciplina dice, e io l'adotto e ho molto modificato i miei comportamenti di consumo, anche se non sono compulsivo, la compri, sì, ok, però non oggi, fra 24 ore. Piccole, grandi cose che non riguardano i bambini, sembra che noi siamo perfetti, loro no, ma riguardano tutti. Quindi fiducia, valorizzazione del risparmio, valorizzazione delle scorciatoie, valorizzare il lavoro quando si torna a casa. Il lavoro non è una dannazione, perché se insegniamo ai nostri figli che è una dannazione ne sfuggiranno. Smettiamola pure di invalidare gli altri, che è una forma tremenda di perdita di fiducia. Anche qui dovrei farla lunga, ma il tempo non ce l'ho. Io sono degli anni 60. Negli anni 60 la pedagogia insegnò ai nostri padri ad essere anaffettivi, perché i maschi degli anni 60 dovevano ancora fare gli eroi, i soldati, i navigatori e i conquistatori, e quindi la regola era anaffettività. Non vi dico quanto è costato in termini di perdita di fiducia l'anaffettività. Allora, non facciamo la stessa roba continuando a dire agli altri che sbagliano, perché non ha senso. Siamo tutti imperfetti e una delle più grandi conquiste che dovremmo valorizzare è poterlo dire che siamo imperfetti. Dopodiché, l'ho già detto, cerchiamo di disincentivare i modelli di successo basati sui free rider, sui talenti innati, sui furbetti del quartierino. Qui dovrei fare un cenno agli insegnanti, che poveri sono veramente l'ultima avanguardia di un mondo perduto, baluardo di difesa di valori che vengono mortificati nella società. Ormai il migliore uomo è quello che cucina meglio, la cacio e pepe è una roba mortificante, però insomma cerchiamo almeno di non metterla su questo piano e di valorizzare il talento vero. Evitare sfascismi e quel senso di declino inevitabile che involontariamente diffonde a macchia d'olio la mancanza di speranza. Alto tasto dolente. Distopia. Come vanno le cose? Male. Ma male o male male? No, male male. La politica malissimo. L'INPS gnafa. La popolazione invecchia. Il debito pubblico insormontabile. Ecco, gioco perché queste involontarie costruzioni di declino poi generano nelle persone, scusa, e perché io devo darmi da fare in un quadro nel quale sta crollando tutto? Cioè, perché io dovrei fare l'unico supereroe di un mondo che evidentemente l'avete creato per collarmi addosso? Cerco di essere leggero perché non voglio farvi del male, ma guardate che queste piccole inconsapevoli cose creano clima, ambiente, senso o lo distruggono, quindi cerchiamo per favore di non propagandare a macchia d'olio questo senso ineluttabile di declino che non ha, non giudico se sia giusto o sbagliato, sto ragionando sulle conseguenze. Quali sono le conseguenze positive di dire a chi c'è attorno che non c'è speranza? Me lo chiedo, il tema è delicato, va bene. Bello anche mostrare il senso di piccoli sforzi per ottenere grandi benefici, qui magari vi do qualche senso dopo, però diciamo sulla fiducia ce la siamo cavati. Secondo tema di prevenzione, orientamento a lungo termine. Orientamento a lungo termine significa reinstallare il futuro. Altro tema delicato per gli adulti, figuriamoci per tutti. Il futuro si è perso perché l'incertezza e la fine del progresso lineare del Novecento ci ha fatto perdere il futuro. Provate a immaginarvi nel 2043. Fate fatica? Facciamo tanta fatica. Che cos'è il 2043? Faccio già fatica a capire che cosa siamo adesso? Marzo? Già so, malapena dove va la Pasqua, cosa vuole il 2043? Ecco, questa roba qui, cioè la corrosione del pensiero futuro, il breve terminismo, il collasso nell'istante è un altro tema che favorisce quell'impazienza, quella gratificazione immediata della quale abbiamo parlato prima. E quindi altro tema importante, ricostruire la progettualità. E qui non è che voglio farla aulica, ma è importantissimo. Anzi, già che ormai ci conosciamo da più di mezz'ora, guardate, personalmente è una delle mie proprio cose alle quali presto maggiore attenzione. Avere sempre un progetto di vita attivo. Perché se non ho un progetto, io mi chiedo, ma perché le persone che vivono con me dovrebbero essere contenti di vivere con me? No? Perché dovrei accompagnarmi a qualcuno che non va in nessun posto?
E quindi altre piccole grandi cose, introdurre un concetto di meta, un concetto. Attenzione, progetto non vuol dire comprarmi una casa, può voler dire prendere un gatto al gattile, può voler dire sancire che ogni mese una volta andiamo a cena. È un po' quella roba bella del volersi bene che dicevi tu prima, no? Cioè avere l'affetto che dice andiamo da qualche parte, mettiamoci in cammino, non è per niente distante dal tema che stiamo affrontando, perché è uno dei principali antidoti a quell'impazienza, a quel devo avere subito soddisfazione, perché non vedo più in là di un minuto, e non vedo più in là di un minuto perché il contesto che mi circonda non vede più in là di un minuto. Quindi immaginate, Auger, il futuro è inaugurazione. Cosa volete fare da grandi? Cosa voglio fare fra 5 anni? Cosa voglio essere, chi voglio essere e che cosa devo aver fatto fra 4 anni per raggiungere quella roba fra 5? E fra 2 a che punto devo essere? E fra 1 anno? E fra 6 mesi? E fra 1 mese cosa devo aver fatto? Reimparare ad avere un percorso è uno degli antidoti di prevenzione al pensiero, stimolo, risposta immediato, e poi la disciplina. La disciplina significa che non basta avere un'idea di futuro, ma bisogna anche capire che il futuro si costruisce con dei piccoli presenti. C'è un libro un po' strano, americano, che si chiama Automatic Millionaire, che sono quei libri che tu non compri, no? Perché già la copertina che dice come fare a diventare ricchi, tu lo guardi e dici ma che vuoi da me? Però questo non è brutto, perché sostiene una tesi interessante, cioè che per diventare ricchi, è banale dire che bisogna guadagnare di più, no, bisogna avere il proprio controllo sulle spese. E c'è un capitolo, l'autore americano, ma il capitolo è proprio scritto in italiano, si chiama Latte Factor, che dice guarda, cerca di capire i piccoli esiti positivi di tanti poco nel tempo. E lui fa un esempio banale, no? Dice bello andare a mangiare, a bere il caffè, no? Adesso non posso fare nomi perché siamo nella caffetteria più fine della tua città. Però se invece che andare lì vai nel bar di fronte, spero di non essere citato per danni, il caffè è buono lo stesso, ma ti costa un paio d'euro in meno. Ok? Tanto? Poco? Dipende. Perché tu non devi vedere solamente il risparmio, ma anche che cosa potresti ottenere se quel risparmio pian piano lo investissi. E allora abbiamo fatto prima di venire qua un piccolo gioco, e il piccolo gioco consiste nel prendere un trentenne che ogni giorno, invece che spendere 3 euro in un gratta e vinci o in un cappuccio brioche, come volete, lo mette da parte. Sapete che significa questo atto quotidiano in 30 anni? Allora, il cappuccio brioche o un gratta e vinci al giorno in 30 anni significa che non aver fatto questa spesa può darci 75.613 euro alla fine del periodo di 30 anni. Allora, 75.613 euro, dipende dove siamo. A Milano ti compri 16 metri quadri, e non è una roba che dico con gioia, però stavo la settimana scorsa in provincia di Rovigo, ti compri una casa mica male. Ok? Oppure, se non vuoi comprarti una casa mica male, puoi comprarti una supercar elettrica, per favore, così non inquini. E se invece sei proprio gaudente, sappi che con questi soldi puoi fare 7 mesi, pari a 30 settimane di vacanze nel Caribe. Allora, lascia stare il Caribe, ma è chiaro come tante piccole cose. Io, sapete perché ci penso? Perché io ho fumato per un sacco di anni, poi ho smesso, smisi, ma ormai in tempi, ho smesso 28 anni fa. E se avessi continuato a fumare, mi sarei fumato, non scherzo, una casa. Ok? Allora, educarci al concetto che tanti poco possono dare grandi risultati evita di limitarci al fatto che solamente un risultato immediato valga la pena di essere perseguito. Dopodiché finisco con la prevenzione, con una cosa che è stata citata, che è che il gioco non è solo lotteria, ma c'è anche questa idea che non troviamo condivisibile, che si diventi ricchi giocando in borsa.
Su questo per favore cerchiamo di fare un po' di chiarezza, perché io ho scaricato anche delle robe ma non ci vuole niente. Sono tempestato sui telefonini di messaggi che con 10 euro ne puoi guadagnare 5.000. Questa roba qua è avvilente, proprio che dovrebbe essere vietata dalle leggi dello Stato, ma è avvilente. Ho scaricato un sacco di robe venendo qua, con 100 euro al mese puoi guadagnare 5.000. Allora, i pranzi gratis non esistono. Questo va detto. Il Sole 24 Ore in un bellissimo articolo ci dice che il 90% dei trader perde soldi, dopodiché come tutti i pescatori, la volta in vita che peschi un pesce da 5 kg, tappezzi le cene dei tuoi amici per 50 anni, ma tutte le volte nelle quali perdi, te le tieni perché noi dobbiamo essere tutti perfetti, giusto? E quindi i miei successi li spalmo come se fossero un'altra sostanza cioccolatosa che non cito per non fare pubblicità, ma gli insuccessi me li tengo nel privato sgretolato del mio secondo piano. Ecco, insegnare alle persone che non si fanno soldi facili e che non è sciocco tuo padre perché va a lavorare mentre quello del quarto piano dice che facendo trading online è diventato ricco, ma c'è qualcuno che mente e qualcuno che ha il rispetto per quello che fa. Va bene, però il tempo è quasi finito e io ho solo finito il prima e devo dirvi qualche cosa sul durante e sul dopo. Allora, veniamo al durante, quindi prevenzione, un sacco di roba da fare ed era quella alla quale tenevo di più. Entriamo invece nella ludopatia. Si può fare qualcosa in termini di educazione finanziaria? La risposta è sì, però con altrettanta sincerità non sempre. Ora immagino che voi conosciate gli schemi di Caster, tutte le fasi di entrata nel dramma e dell'uscita. Ecco, nelle fasi di entrata c'è veramente pochissimo da fare, se non zero, ma nelle fasi di uscita c'è molto che si può fare. Le fasi di uscita sono 3, la fase critica, la fase di ricostruzione e la fase di crescita. Che cosa cambia la curva? L'assunzione di consapevolezza e la nascita del desiderio di uscirne e farsi aiutare. Quando c'è questo, una buona educazione al tempo, alla fiducia, al senso, al denaro, al budget è utilissima. Prima di questo, onestamente, si può fare veramente poco. Ok, ma che cosa si può fare? Se c'è almeno la consapevolezza o la scintilla vitale che porta le persone a voler uscire dalle proprie dipendenze. Ma una cosa è già stata accennata e non è per niente banale: evitare l'isolamento. Altro tema enorme, enorme. Siamo in un'epoca nella quale si tende a lavorare da casa, spendere a casa, mangiare ordinando le cose da casa, farsi curare da casa, apprendere da casa. Ormai qualunque roba non sai, ChatGPT. No, l'isolamento non è una buona strategia per aiutare chi non ce la fa. Io lo dicevi prima, ho scritto come coautore 3 anni fa un libro sulla felicità, non esoterico, è molto ricco di spunti bibliografici. C'è una ricerca fantastica di Harvard che ha studiato persone dal 1938 ad oggi, sempre le stesse persone, per capire qual è il fattore principale che rende le persone felici. Qual è il fattore principale? La rete di relazione con gli altri. Chi ha 5 o più amici vive di più di chi vive da solo. Non siamo fatti per essere isolati. La vergogna individuale corrode, meglio la rabbia collettiva. E allora, prima cosa, cerchiamo di essere vicini alle persone, a non farle mai sentire imperfette individualmente, ma parte di un disegno che, essendo collettivo, non è una colpa, ma sta all'interno di... conseguenza di questo, molto importante, dobbiamo leggere il posizionamento di ansia e stress delle persone che sono in dipendenza. C'è una vecchia ma molto interessante raffigurazione dello stress che lega la capacità di agire dal livello di stress. Diciamo che la forma campano-gaussiana, all'inizio se le persone non percepiscono un minimo di ansia non fanno niente. Ed è vero che delle volte per fargli percepire il problema devi investire in consapevolezza, problematicizzare, ma attenzione, perché se il problema diventa troppo grosso, la capacità di agire riscende perché predomina l'evitamento.
Se il problema è piccolo non lo affronto, se è giusto lo affronto, ma se è eccessivo non lo affronto più perché non sono capace di farci i conti. E allora noi dobbiamo leggere questo. Perché le persone che vogliamo aiutare non sono in grado di agire? Perché non capiscono? O perché capiscono troppo? Sono corrose dal senso di responsabilità, sono in continuo conflitto fra ragione e cuore. E allora se è così, yes, you can. Dobbiamo smettere di biasimare, colpevolizzare, dobbiamo agire invece sulla parte di riduzione dell'ansia, dobbiamo aiutare le persone a non farle sentire in colpa, non dobbiamo incrementare ma mitigare il conflitto fra la perfezione teorica e i comportamenti. Lo ripeto per la terza volta, accettiamo le imperfezioni nostre e altrui come fattore comune di supporto. Perché continuare a colpevolizzare, stressare qualcuno che è oltre il livello di guardia e di percezione della propria ansia e che si rifugia continuamente nel gioco per eccesso di ansia è una roba che dovremmo smetterla di fare. Questo significa che non si sceglie per gli altri, ma si coprogetta. Però, e vengo ancora al durante, ci siamo detti che bisogna sostituire la meta del guadagno facile o della soddisfazione immediata con qualcosa in più. Che cosa? Significa che bisogna darsi delle nuove mete. E questo è un fatto importantissimo, darsi degli obiettivi. Primo modo per aiutare chi non vede nessuna meta se non quella del stimolo-risposta è sostituire a questo altre forme di gratificazione che non ci sono se non ci sono obiettivi. Questo vuol dire che bisogna valorizzare i desideri, che dobbiamo imparare a formalizzare gli obiettivi e questo è un altro effetto molto, molto importante dell'educazione finanziaria. La prima cosa che fa l'educazione finanziaria è aiuta le persone a formalizzare gli obiettivi. Quello che noi chiamiamo dare un nome ai soldi. Non importano i soldi non sono appassionanti, sono un mezzo. Ma che cosa vuoi veramente? Un obiettivo ha un nome, può essere un bisogno o un desiderio, ha un tempo, ha un importo, ha un senso, ha un'utilità, ha una priorità. Senza obiettivi non si esce da un comportamento standard. E quindi la prima cosa che dovreste chiedere a un educatore finanziario è proprio aiutare a ricostruire delle mete che sostituiscano quella meta immediata, che è quella che genera dopamina e piacere. Siamo il popolo al mondo con minori obiettivi finanziari a lungo termine, ma è inutile crogiolarci nella distopia, impareremo a reinstallare obiettivi di lungo termine con un po' di fatica e un po' di sacrificio. Dopodiché esistono tattiche e strategie, e vado verso la conclusione. Le tattiche non sono banali e sono piccoli consigli che dovremmo adottare. Ad esempio, evitare di poter disporre di carte di credito, che non significa toglierle, ma significa fare un ragionamento congiunto sui rischi delle carte di credito. Accreditare i soldi dello stipendio direttamente in banca e non farli transitare dal contante. Tenere un conteggio dei soldi spesi e di quelli guadagnati. Gestire e definire ogni giorno quanto posso spendere. Evitare di far uscire di casa le persone con tanti soldi. Ne faccio una sola voce, che è la seconda forte valorizzazione dell'educazione finanziaria, che è il microbudgeting. Microbudgeting significa, dato un obiettivo, trasformarlo in sotto-obiettivi, trasformarlo in obiettivi di spesa e periodicamente, quotidianamente, settimanalmente verificare insieme se i soldi si stanno spendendo come si è deciso insieme di spenderli. Gli educatori finanziari nei confronti delle vulnerabilità fanno microbudgeting, quindi trasformano un tema generale in piccoli elementi e aiutano le persone a farlo. Ultimo del durante è l'aspetto razionale. Sapete qual è la probabilità di vincere al Superenalotto giocando, la probabilità di fare 6 al Superenalotto? La probabilità di fare 6 giocando al Superenalotto è 1 su 622.614.630. Ok, però il 5 più 1? Sì, il 5 più 1 va meglio. 1 su 103.769.105. Ci siamo?
E vabbè, però il gratta e vinci è più equo. Sì, sì, più equo. Una probabilità su 3,36. E siccome quando vinci i giochi esci scientificamente povero. Allora, è questo che fa cambiare i comportamenti? No, ma contribuisce la razionalità, per quello che vi dicevo. È lo stesso tema dell'innamoramento. Ognuno di noi si è innamorato di qualcuno del quale non doveva innamorarsi, pian piano si è convinto che così non doveva fare. Stessa cosa succede in temi come questo. Una parola sul dopo è ovviamente finito, sul dopo invece esperti. Esperti significa, ed è il terzo versante dell'educazione finanziaria, obiettivi, gestione del budgeting. Il dopo significa pianificare il rientro dei debiti, mappare i creditori, fornire supporto giuridico, uscire dal sovraindebitamento in maniera non banale. Sapete che questo ha dei costi e ci vuole qualcuno. L'obiettivo è arrivare a quell'equilibrio che noi chiamiamo risparmio zero. Il risparmio zero è una bella cosa, vuol dire che non ci sono più debiti. Il passo dopo il risparmio zero è il risparmio 1 euro. Con risparmio 1 euro si comincia la pianificazione finanziaria. Si comincia a progettare, a risparmiare, a immaginare la scuola dei miei figli, la casa che vorrò, i viaggi. E quindi il percorso è questo. Esci dai guai, stabilizzati e poi comincia il viaggio nella vita. Conclusioni. Alcune. La prima è inutile che ve la ridica io. Quando si parla di dipendenza, la dipendenza si risolve innanzitutto con un lavoro serio e professionale di terapia. Però c'è una rete di soggetti che aiutano. Questi soggetti sono la famiglia, gli affetti, i consulenti, gli operatori sociali e le reti di prossimità. Ci sono azioni preventive, oltre che di supporto e di riparazione, che possono contribuire a prevenire il fenomeno e a mitigarlo. L'educazione finanziaria è una di queste, ma non nella sua componente nozionistica, ma in quella personale volta ad assumere il controllo sui comportamenti e a far cambiare atteggiamenti. Tutto questo perché la finanza non è l'oggetto dell'educazione finanziaria, ma l'educazione finanziaria a fianco a elementi tecnici, obiettivi, micro budgeting, uscita nei debiti, serve e aiuta le persone a ricostruire la fiducia in se stessi, nel futuro e nei propri mezzi. Da solo non ce la fa nessuno, ma insieme i risultati sono straordinari. L'85% di questi fenomeni si cura e se ne esce in tempi non enormi anche per i giocatori più incalliti. Io qui mi fermo, ho sforato di un po' e mi scuso, a voi la sala. Grazie. Grazie per questo interessantissimo intervento. Lascerei subito la parola al professor Matteo Bassoli per un primo commento, una domanda a Sergio Sorgi. Buonasera a tutti innanzitutto e grazie di cuore al dottor Sorgi perché penso che tutti noi abbiamo appreso e avuto il piacere di seguire questo viaggio che ha collegato temi della nostra quotidianità, aspetti della nostra vita come figli, come genitori, con l'azzardo. Cioè un qualcosa che tendenzialmente percepiamo come lontano, sei riuscito a trasportarlo nella quotidianità. E mentre parlavi, un film si proiettava nella mia mente e ho riletto i campi da calcio dei miei figli, quelli che citavi, perché sono veramente una palestra inquietante di vita, i campi da calcio, ma sono anche positivi, perché in realtà ho la fortuna di avere una figlia calciatrice e quindi la speranza di vincere facile e diventare campionesse e poter così sfondare e avere un futuro legato al calcio non è una strada percorribile. Il gender gap fa sì che lo stipendio non sia mai sufficiente e quindi mi hai appena mostrato il motivo principale per cui mia figlia è una grande pianificatrice e organizzatrice di tempo della propria vita per i suoi sogni. E a questo riguardo la cosa che mi colpiva nella trattazione è che hai parlato in maniera neutra,
mentre una cosa che a scuola mi ha colpito in una lezione di sostenibilità finanziaria che tenevo qualche tempo fa è stata la domanda sulla violenza economica, che è un tema che non hai trattato, e penso che un accenno in questa sede sia importante, perché poter controllare che il proprio partner non stia spendendo, cosa che tra l'altro hai detto, cosa importantissima, che non vuol dire essere il censore o voler controllare, ma condividere la conoscenza di come sono le spese all'interno del nucleo familiare, penso che sia molto importante. Allora volevo che accennassi a questo tema, secondo me molto importante. Ok, allora la metto un po' leggera, poi invece affronto il tema vero. No, perché tu hai fatto una cosa molto bella, cioè ti sei collegata a un'esperienza di vita. Io, se penso a una delle esperienze più strane del mio essere educatore finanziario, è stato proprio un dibattito all'interno di una coppia di professionisti su come gestivano le spese. Oh, ma vi assicuro, avrei voluto scomparire da quanto ero imbarazzato, proprio perché, ma io non voglio quasi mai scomparire, ma in quel caso avrei voluto scomparire dal mondo col teletrasporto, perché la condivisione è una cosa bellissima, ma non è così semplice condividere tutto. Adesso vengo alla parte seria. La parte seria è serissima, e la parte seria serissima dice che c'è una violenza economica devastante, che è innanzitutto una violenza di genere. I dati li avete, più di un terzo delle donne non ha un conto corrente, non ha autonomia economica, non ha pianificazione, dipende dall'economia maschile, anche le attività professionali oggi ragionano su un concetto medio-medione di famiglia, ma non valutano la capacità di ciascuno di sostenersi. L'entrata in separazione rende il 24% delle donne in condizioni di povertà. C'è un potere maschile che si esprime nel controllo dei conti che è sconcertante. È un tema delicato perché è un tema di cultura, ed è difficile entrarci da fuori, cioè non è un educatore finanziario che entra in questo, ma noi ne paghiamo tantissime volte le conseguenze. Mi stai accendendo un sacco di film, donne che addirittura per compilare i questionari che dicono se questo incontro ti è piaciuto sono obbligate a chiamare per telefono il marito dicendo questi qua mi stanno chiedendo se questa roba andava bene o non bene, cioè ci sono situazioni delicatissime con le quali dobbiamo fare i conti e che esulano, ma fino a un certo punto. Allora adesso ti do una risposta più utile, poi taccio. Questo però ci porta a dire che al di là dei fenomeni macro che feriscono chiunque, dobbiamo stare attenti un po' anche ai fenomeni micro, perché anche all'interno delle dinamiche non patologiche un po' troppo spesso c'è l'idea che io guido gli altri a fare quello che ritengo sia giusto per loro, e non va bene così. La parola magica non è orientamento o spinta gentile, io conoscendo le debolezze degli altri gli faccio fare quello che penso ai fini del loro bene. No, la parola magica è capacitazione. Io ti rendo capace di fare delle scelte sapendo anche che le scelte magari non saranno condivisibili, ma sono tue. Faccio l'ultimo esempio, poi veramente sto zitto. Questo è importantissimo anche nelle gerarchie di spesa. Ci sono mamme che con i primi soldi, i primissimi soldi che hanno in tasca uscendo da situazioni di disagio come quelle che stiamo descrivendo, invece che pagare la multa, portano gli amici dei propri figli a mangiare un hamburger in una famosa catena. Non sono da biasimare, perché se le senti dico sì, ho capito che deve pagare la multa, però io mi sento in disagio fortissimo perché i miei figli anni che vengono invitati alle feste degli altri bambini e io non ho mai potuto contraccambiare, e per me la dignità di apparenza del comportamento dei miei bambini è più importante che pagare una multa o pagare l'affitto in tempo. Cioè, ripeto, non è una questione di biasimo, è una questione di condivisione, di rispetto, laddove però il tema che tu poni ci ferisce quotidianamente, perché lì non è la singola attività, ma è un ragionamento culturale sul sostegno e su eguaglianza, che non è filantropia o benevolenza,
ma è un'eguaglianza autentica. Tra l'altro questo che hai appena accennato, secondo me, esula forse un attimino da il tema di oggi, però hai fatto riferimento a 3 concetti chiave che si declinano sulla questione di genere in maniera molto diversa. Cioè quando tu fai riferimento all'autostima, quando fai riferimento alla percezione del tempo, quando metti e sottolinei nella educazione finanziaria la dimensione dell'autopercezione, delle capacità di immaginarsi, la capacità di organizzarsi, la non dipendenza. E queste cose però cozzano come dato oggettivo col sistema patriarcale in cui viviamo, quindi in maniera più forte, anche se poi le statistiche per fortuna ci dicono il contrario, il rischio di una maggiore fragilità dal punto di vista di genere lo riscontro, o mi sbaglio? Tu sai anche quanto giocano le donne. Cioè, la situazione di stress, di disagio, di controllo, di mancanza di rispetto genera una predisposizione maggiore alla fuga da situazioni insostenibili. Io sono d'accordissimo con te e ci mancherebbe. È che sono temi cause e l'educazione finanziaria lavora più sugli effetti, ma è importantissimo quello che dici. Nessuno pensi che i ragionamenti che abbiamo fatto oggi assolvano la cultura generale, i comportamenti di genere, le abitudini consolidate, perché non funziona così. E guarda, una delle critiche che viene fatta all'educazione finanziaria è proprio questa, cioè che riduce a livello personale un problema di diseguaglianza, di povertà che è collettivo. Non è così. Non si assolve il nostro tempo se si aiuta una persona a uscire dai propri disagi. E sarebbe anche un po' critico dire che siccome le cause sono collettive non devi aiutare le persone a livello personale. Però il tema è globale, Ci sono responsabilità pubbliche, responsabilità personali, responsabilità del mercato, che dovrebbe aiutare le famiglie, no? Con prodotti non predatori, con sistemi di supporto. La rete insieme può fare molto, ma nessuno può tirarsi fuori. Certo. Ho un'ultima domanda. Posso? Abbiamo parlato di educazione finanziaria dettagliata, tra l'altro non come literacy, ma come in maniera molto forse più ricca, più bella, più coinvolgente, nella capacità quindi di progettarsi e collocarsi all'interno della società e della comunità, facendo quindi riferimento a quello che si diceva prima. La domanda che immagino si pongano tutti quelli che ci seguono è molto interessante, vorrei approfondire. Cosa posso fare? A parte venire a Milano a trovarti, che potrebbe essere scomodo per molti di noi. Allora, il tema non è di Milano, posto che nessuno ha monopolio della verità o dell'efficacia, però le esperienze di educazione finanziaria in forma di accompagnamento personale fornite da educatori del terzo settore vanno al di là di Milano. Io vengo la settimana scorsa da Rovigo, nel quale c'è un'esperienza simile, abbiamo lavorato con Regione Veneto, c'è Bergamo, cioè ci sono esperienze pubbliche che cercano di dare supporto ai cittadini perché acquisiscano elementi di controllo sulla loro vita. Ogni sforzo in questa direzione è straordinario e ben accetto. Diciamo che, e qui sì, rappresento un'opinione con qualche dato alle spalle, noi dobbiamo avere la possibilità di confrontarci con i corsi di vita personali. E questo significa che non può esserci l'educazione finanziaria o quella assicurativa o quella al debito, ma che c'è bisogno di vederci in termini complessivi. Io ho bisogno di sapere se quando smetto di lavorare i miei figli saranno ancora a carico,
se il mutuo sarà finito, quali sono le probabilità che debba aiutare i miei genitori. Cioè, dobbiamo tutti un po' imparare a confrontarci con la nostra vita, non con i mercati finanziari, ma con la nostra vita e acquisendo consapevolezza sui 3 cassetti, il cassetto delle spese, il cassetto dei rischi e il cassetto dei progetti. Ecco, già confrontarci con queste dimensioni credo che ci aiuti. Grazie a te. Grazie ad entrambi perché il tema è molto, molto vasto e ci state dando tanti stimoli di riflessione. Alcune domande sono arrivate anche da chi sta seguendo da casa, quindi vediamo se riusciamo a dare ancora qualche indicazione. Allora, un genitore da Cuneo ci chiede in maniera molto pratica cosa ne pensa a livello educativo della cosiddetta paghetta ai bambini, se si dà, a quale età e eventualmente con quale modalità. Esatto. La risposta è semplice, anche se non è proprio il mio campo di attività, la paghetta ai bambini, però mi è facile rispondere. La paghetta è la prima forma di fiducia e di installazione dell'autonomia. Dopodiché verrà impiegata bene? Non sempre, ma è lì che opera la fiducia. La fiducia non opera quando tutto va bene, la fiducia opera esattamente quando si sbaglia e noi dobbiamo essere, secondo me, molto, molto capaci di far sbagliare i nostri figli, perché tutti abbiamo imparato dalle ginocchia sbucciate a camminare e a correre. Facile? No, però io credo che la paghetta sia il primo segnale forte di generosità, di fiducia e di concessione di autonomia ai ragazzi. Sono padre, sono padri, madri, molti di voi, posso dire di condividere tutte le scelte finanziarie dei miei figli? No, e quindi sono le loro. E se sono stato decente in termini di esempi più che di educazione, pian piano si correggeranno. Io sono molto contento oggi della gestione finanziaria dei miei ragazzi. È un insegnamento importante per tutti noi genitori. L'educazione anche a saper aspettare, no? Si faceva riferimento prima alla possibilità di attendere. Secondo, insomma, c'è un'insegnante di scuola dell'infanzia che nota che i bambini anche molto piccoli, 3-4 anni, fanno fatica in generale ad attendere, quindi tendono ad avere dei comportamenti anche nei confronti degli altri, non aspettare il turno, e diventano anche aggressivi a volte, no? Proprio perché non sono capaci di aspettare, magari sono molto svegli, molto intelligenti, molto avanti dal punto di vista linguistico, però proprio nei comportamenti si rivela molta instabilità e difficoltà di regolazione proprio a livello emotivo. Ci sono dei suggerimenti pratici che vengono in mente per provare a gestire un po' questi comportamenti e comunque a prevenirli, probabilmente anche come genitori che forse spesso non si accorgono che i propri figli hanno un po' questa tendenza a non saper aspettare. Allora, sono 2 temi bellissimi e fra l'altro ti chiedo di interagire con me se vuoi, perché sono temi proprio ampi e belli. Allora, parto dal primo, che forse era il secondo. L'aggressività nel saltare le file, questa roba qua. In Albania, a Tirana, all'ingresso dei bunker dell'ex Tirannide, c'è una frase di Madre Teresa che recita testualmente: il diavolo getta radici laddove qualcuno si ritiene migliore degli altri. E funziona così. Se noi insegniamo ai ragazzi che se prendono un brutto voto loro sono bravi ma l'insegnante no, che io posso parcheggiare in seconda fila ma quegli altri no, cioè che i miei diritti sono maggiori degli altri, questo genererà il protrarsi di questi comportamenti. Mi piace però di più la seconda parte, che è bellissima. I bambini non sanno attendere, ma neanche noi. Allora, la cosa più meravigliosa per me di quando ero bambino era la vigilia di Natale, che non passava più. Oppure mi ricordo quando volevo comprarmi la prima macchina fotografica, ci ho messo 1 anno, costava 165.000 lire, ma io ci ho messo 1 anno di risparmi,
ma quando l'ho comprata, ancora adesso per me è un fatto emozionante. Perché? Perché è il percorso, l'incertezza del raggiungimento che ti rende la vigilia Natale fantastica o il tuo primo acquisto fantastico. Adesso ho 60 anni, voglio una macchina fotografica, vado su un sito, posso, vai, compro, arriva, apro la scatola di cartone, bella, dopo 2 giorni la metto da parte. Perché? Perché il desiderio si è sostituito alla voglia. La voglia non dà piacere, il desiderio sì, ma dobbiamo essere capaci di capire che voglio una cosa, te la compro, è un fatto diseducativo, non per bacchettonismo, ma perché è diseducativo sostituire il desiderio, che è percorso e meta, con il risultato immediato. Sta a noi, però vi prego, non voglio fare quello che dà giudizi tranchant da vecchio su come bisogna comportarsi, ma il desiderio è una roba importantissima. E il desiderio è percorso, non è solamente me. Qua ci sono dei libri bellissimi su questo. Posso fare io il bacchettone se vuoi? Sì. Posso fare il bacchettone io? Faccio il bacchettone nel senso che percepisco molto oggi, nei giovani soprattutto, l'immediatezza. Abbiamo tutti noi educato all'immediatezza e in questo la digitalizzazione non ha fatto che peggiorare. Ovviamente io vivo nel mondo digitale, utilizzo i mezzi digitali, non dico si stava meglio prima, non si stava meglio prima, ma non ne siamo pronti come educatori, come genitori, a insegnare l'attesa in un mondo che non ha l'attesa. Perché nel mondo che ci racconti te, è un mondo dove sono cresciuto anch'io, in cui il Natale era quello e bisognava aspettare per quello. Per cui i cartoni animati c'erano alle 2:30 del pomeriggio, non è che c'erano quando accendevo Netflix. Per cui il film usciva in sala e non c'erano santi che tenevano, usciva in quella data e bisognava aspettare quella data, in cui i tempi di attesa erano molteplici e quindi l'educazione all'attesa era data dal contesto fondamentalmente. Oggi il contesto non ci aiuta più e quindi forse bisogna avere, come genitori, come educatori, consapevolezza che dobbiamo anche educare all'attesa, educare al desiderio, perché questa cosa non è più data nello scenario. Lo scenario non c'è favorevole, ma non che sia sfavorevole, lo scenario non ha più quei tempi di attesa che ci costringevano alla vita. Oggi quei tempi di attesa non esistono e quindi noi dobbiamo lavorare per educare all'attesa, educare al sogno, educare al desiderio, perché oggettivamente oggi è tutto subito anche per noi, quindi anche noi perdiamo di desiderio perché clicco e ce l'ho, clicco e ce l'ho, clicco e ce l'ho. No, lui ha ragione, mi permetto di dire, e hai ragione anche sul fatto che siamo noi, che però ci si autoeduca. Noi siamo tendenzialmente digifrenici, cioè io sto facendo una roba e mi arriva un WhatsApp, impazzisco. Devo smettere immediatamente e vedere WhatsApp, ma se mentre guardo WhatsApp, sento il link, mi arriva una mail, io divento matto. Allora, però questa digifrenia non è genetica. Non è vero che quando sento Trino devo andare in studio a prendere il telefono, non lo faccio più. A pranzo cena il telefono non sta a tavola e suona, sì, suona, e suoni. Mi è cambiata la vita perché ho visto un messaggio mezz'ora dopo. Francamente finora no, se mi cambia ve lo dico, ma non credo. Però hai ragione, no? La digifrenia, la performance è stata una regola che ci ha mangiato. Secondo me adesso un po' meno. Il quiet quitting, le grandi dimissioni, il fatto che dopo le 6 i ragazzi non sentono più in dovere di rispondere alle mail, che se mandi una roba sabato non sei più fine ma cominci a essere maleducato. Cioè c'è una tendenza positiva al recupero di senso, di tempo e del controllo. È complicatissimo però, e hai 1000 volte ragione, siamo noi i primi digifrenici che pontifichiamo sui ragazzi, ma poi se non facciamo 5 cose insieme e non rispondiamo subito ci sentiamo in difetto di respiro. Però non è necessario, si può recuperare e io sinceramente sto meglio da quando tengo il telefono di là. Allora proveremo tutti a rieducarci un po' all'attesa e ad aiutare i bambini a desiderare, che è importantissimo.
Stiamo per andare in chiusura, quindi leggiamo solo velocemente dei commenti che sono arrivati per il suo intervento. Spiegazione esaustiva, chiara, coinvolgente, avvincente. Peccato per il poco tempo a disposizione, perché effettivamente l'argomento ne meriterebbe ancora. Grazie di cuore per i consigli pratici. Da domani proverò a cambiare alcune brutte abitudini, quindi qualcuno che vuole già mettere in atto quanto ascoltato. Molto chiara ed esaustiva l'esposizione del dottor Sorgi, grazie. Grazie davvero per questo incontro incentrato su consigli pratici e non solo teorie. Quindi, ecco, tutti i commenti che... Le critiche? Le critiche non so se sono arrivate, mi prende alla sprovvista, ma le lasciamo in un secondo momento. Grazie ancora anche da parte nostra al dottor Sergio Sorgi per questo interessantissimo intervento, per questi stimoli che sono arrivati. E andiamo in chiusura. L'ULSS 6 Euganea di Padova vi ringrazia di cuore per aver partecipato. Vi invitiamo ai prossimi appuntamenti gratuiti che trovate sempre sul sito www.cambiogiocoulss6.it e vi aspettiamo questa sera alle 20:30 per il prossimo incontro in programma dal titolo Giocare che piacere, incontro con il dottor Alberto Pellai. Grazie per essere stati qui oggi pomeriggio e buona serata. Grazie.